Per la morte di Islam Mia, l'operaio 34enne, papà di 2 bimbi, adesione allo sciopero di 8 ore rispetto alle iniziali proclamate 2, con il 100% dei lavoratori site che vi ha partecipato alla Fincantieri di Marghera. Il segno di vicinanza per la famiglia e oltre a questo ci stiamo organizzando per dare un contributo con una colletta di aiuto alla famiglia per far entrare la salma al proprio paese, vicino ai propri cari. Una morte ancora avvolta nel giallo, di cui anche i sindacati, scesi a manifestare con tanto di volantinaggio con gli operai, chiedono chiarezza, identificandone responsabilità e verità su quanto accaduto. Sicurezza, tutela della salute nel nostro territorio che non è garantita dagli investimenti che mancano assunzioni di tecnici della prevenzione, mancano ispettori del lavoro, servono organici per garantire la tutela della salute e la sicurezza. Non mi sento bene, aveva detto ai colleghi prima della caduta da un'altezza di circa 1 metro Islam. L'operaio è deceduto martedì 25 giugno a seguito del trauma cranico riportato per la perdita di equilibrio, forse per un colpo di caldo, un malore o chissà cos'altro. All'interno dei posti di lavoro non ci si può pensare che, essendoci 300 ditte che lavorano dentro, tutte e 300 possano lavorare in un certo sistema. Ci deve essere qualcuno che controlla e soprattutto su un'azienda come queste è evidente, insomma, che ci deve essere anche una responsabilità in carico a chi l'appalto lo fa. Tragedia questa di Islam, morto in ospedale a Mestre dopo essere stato subito soccorso lunedì sera alle 20, orario dell'infortunio sul lavoro, che ha sconvolto tutta la comunità. Cordoglio espresso anche dalla stessa site, che ha manifestato la sua vicinanza ai lavoratori, alla comunità bengalese e in particolare alla famiglia dell'operaio.